Aveva già messo a segno 2 colpi e stava per entrare in una terza casa quando è stato scoperto e arrestato. Protagonista della vicenda un 36enne di origine marocchina residente in città e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso nella notte tra sabato e domenica mentre tentava un nuovo furto in via Piccinini. Nella circostanza il ragazzo si era introdotto prima in 2 abitazioni, da dove aveva poi sottratto dei monili in oro e dell'argenteria. A far scattare l'allarme non è stato un sofisticato sistema di sicurezza, ma il fiuto e l'abbaiare insistente del cane di famiglia che ha svegliato i proprietari proprio mentre il ladro stava cercando di introdursi in casa. I residenti, insospettiti dai rumori e allarmati dall'animale, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire a piedi. I suoi complici, 2 o 3 persone ancora non identificate, sono riusciti a dileguarsi nella notte. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il 36enne si era introdotto nelle abitazioni forzando un garage basculante. Con sé aveva ancora la refurtiva, monili in oro e posate d'argento per un valore complessivo stimato attorno ai 2000 euro. Tutti gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L'uomo è stato trattenuto presso la Camera di sicurezza della caserma di Castelfranco Veneto in attesa del processo per direttissima. L'autorità giudiziaria è stata immediatamente informata. Resta ora da chiarire l'identità dei complici mentre le indagini proseguono per verificare se la banda sia responsabile di altri furti avvenuti nella zona nelle ultime settimane.